Presidente, ripartono i tirocini formativi per diplomati e laureati dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno. Si ripartono con un investimento da parte della Camera di 100.000 euro per quanto riguarda i diplomati e 140.000 per quanto riguarda gli universitari. Una collaborazione con l'Università di Venezia, ovviamente Ca' Foscari, esperienza positiva perché abbiamo visto ci sono state assunzioni oltre che l'esperienza che c'è stata all'interno delle aziende. E abbiamo allargato ovviamente ai diplomi perché la tipologia delle nostre imprese ha richiesto anche questo tipo di professionalità e di competenze, quindi una prospettiva direi rivolta verso le esigenze dell'impresa. Tirocini formativi retribuiti. Retribuiti perché è giusto che un giovane che dedica un suo tempo formativo, anche se è formativo però all'interno di un'impresa, sia gratificato da un riscontro economico. Non possiamo pretendere che un ragazzo ti venga lì per 6 mesi a titolo gratuito, e questo dovrebbe essere direi la norma, non solo un'eccezione perché abbiamo trovato delle disponibilità. L'obiettivo è raggiungere una unione tra richiesta e offerta. L'obiettivo è quello di avvicinare sempre di più i giovani al mondo dell'impresa. Perché? Perché un sistema economico come il nostro, dove il 93% è fatto di piccole e micro imprese, c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di rinforzare le nostre imprese, perché poi le nostre imprese possono essere complementari l'una all'altra. Poi vediamo che c'è molta tecnologia al giorno d'oggi all'interno delle nostre imprese, ormai non vediamo più l'uomo sporco di catrame o di olio o quant'altro, camice bianco o camicia, e quindi se tu non conosci la tecnologia non puoi assolutamente affrontare il futuro con le competizioni internazionali che ci sono, e l'Italia su questo deve investire molto. Nello stesso tempo c'è anche la necessità di far rinascere la voglia d'impresa. Far rinascere la voglia d'impresa perché vediamo che i numeri stanno calando, la burocrazia, difficoltà di accesso al credito, adesso anche il problema del Covid, ecco, tutti questi elementi fanno sì che ci sia una moria di imprese a livello nazionale, dovuta anche ovviamente non solo a questo, calo demografico, un insieme di elementi, però questo è direi una delle situazioni che noi dobbiamo cercare di agevolare per ripartire, perché non abbiamo grandi imprese. L'Italia è forte grazie a questo. Tirocini formativi sia per i laureati che per i diplomati, la Camera di Commercio ha voluto integrare i soldi che sono previsti dalla normativa regionale, aumentando questa cifra in maniera consistente, in modo tale che il ragazzo porti a casa al mese il diplomato circa 700 euro e il laureato 1100 euro, quindi diventano tirocini importanti dal punto di vista del valore, non è una mancia, non è una paghetta, perché vogliamo che l'esperienza del tirocinio sia significativa e soprattutto che il tirocinio si concluda alla fine con soddisfazione per il ragazzo e con soddisfazione per l'azienda ai fini anche della futura assunzione. La burocrazia è spesso un ostacolo per l'avvio di un'impresa. Ci sono novità in questo senso? Beh, il DPCM il decreto di agosto ha previsto una ulteriore semplificazione, soprattutto per la cancellazione delle imprese. Noi abbiamo un registro delle imprese molte volte che è sporco, perché le imprese con fatica si cancellano e c'è una procedura che prevede addirittura per le società il coinvolgimento del giudice del registro. Ecco, il conservatore del registro dell'impresa adesso provvederà a farlo lui direttamente, per noi è un vantaggio. L'altro aspetto è che per una tipologia di nuova impresa, soprattutto societaria, è possibile farla direttamente in Camera di Commercio, superando quindi e rendendo meno burocratica l'iscrizione e quindi favorendo sostanzialmente la nascita delle nuove imprese qui da noi con procedure semplici.